Votanti 51, presenti 51 e 51 votanti, astenuti 0, schede bianche 17, schede nulle e 0, ha ottenuto voti Luca Zaia 34 e risulta eletto Luca Zaia con 34 voti. Nessuna sorpresa, nessun francotiratore, come qualcuno andava sussurrando con insistenza. Dopo mezz'ora di consiglio regionale per l'ex governatore Luca Zaia è già fumata bianca. Eccolo il nuovo presidente dell'Assemblea di Palazzo Ferrofini. La coalizione di centrodestra è stata quindi compatta, raggiungendo la maggioranza qualificata dei 2/3 necessaria al primo scrutinio. A proclamare Zaia forse uno dei suoi rivali più acerrimi, quel Riccardo Szumski che da sindaco di Santa Lucia di Piave e medico ribelle lo criticò con forza durante la gestione del Covid, contrappassi della politica, e lui da consigliere più anziano a consegnargli il testimone, non senza evocare nel suo saluto introduttivo il vero convitato di pietra, l'astensionismo. Questa assenza dal voto, che è un elemento di cui dobbiamo tutti tener conto, su cui dobbiamo tutti lavorare per cercare di recuperare quella frattura che si è creata in maniera pesante tra i cittadini e chi fa la politica. Argomento questo che lo stesso Zaia, dopo una forte stretta di mano con il successore Alberto Stefani, dice di condividere. Di fronte all'Aula, Zaia sembra già essersi calato nella parte. Penso di poter portare un'esperienza che è unica. Io ho fatto 15 anni e 7 mesi di amministrazione e quindi le dinamiche di questa regione penso di conoscerle sufficientemente bene. Avrò bisogno dell'aiuto di tutti voi, perché poi i lavori di consiglio per me sono una novità, soprattutto da questa parte del banco, ma è altrettanto vero che mi sento fino in fondo la responsabilità di un mandato che la comunità ci dà, no? Ad affiancare Zaia come vicepresidenti Francesco Rucco, Fratelli d'Italia, già sindaco di Vicenza, e Andrea Michalizzi, Partito Democratico, ex vice sindaco a Padova, primo giorno all'insegna dell'ecumenismo, con un annuncio che segna una piccola grande rivoluzione a Palazzo Ferrofini. La figura terza del Presidente è figura di garanzia e quindi vi annuncio già che io non voterò nessun provvedimento. E quindi questo penso sarà di garanzia per tutti i consiglieri, per tutti coloro che promuoveranno iniziative legislative, mutuando anche quell'esperienza nazionale del Presidente della Camera e del Presidente del Senato che non votano i provvedimenti. Da Palazzo Balbi a Palazzo Ferrofini, per l'ex governatore il passo è stato più semplice del previsto, ma lungo il Canal Grande c'è anche Cafarsetti. Però continua a sentirsi a gran voce il suo nome per quanto riguarda la possibile candidatura a sindaco di Venezia. Ma sai, questa è una delle possibilità che leggo sui giornali, il sindaco di Venezia piuttosto che il presidente dell'ENI, le supplettive, il ministro. Ad oggi non glielo so dire, ad oggi sono impegnato qui in regione, mi concentro sul lavoro di consigliere e penso che abbiamo un bel progetto da portare avanti con maggioranza e opposizione.